Buongiorno, signor Erma, scusate il ritardo, ma ci stanno dei lavori in corso. Ma a che parte sti lavori in corso? Va. Manco tempo di parlare, ma fa dice che manca una parola, fa tardi. Ogni mattina sempre la stessa scusa, che Buongiorno, signor Erma, un scusa. momento, sto parlando, devo finire prima io il discorso. Avanti, che devi dire? È che siamo a teatro, signor Erma, che dovete prima finire. Ma che hai fatto a battuta? Cioè fai tardi e fai pure battute. Va fuori spiritoso, vai via rindo, va. Gesù, mi mise l'attore pasticciere. Accendi subito le luci e le insegne, stiamo oscure. Rosa, porta i profiterol, le vetrine languono. Cioè, a me mi dispiace quando ti strilla, ma io non posso fare differenze, devo dare l'esempio ai dipendenti, se no sa che dici. Come mai a Rosa la tratta? Sono capace di fornire un discorso stamattina. Sa, porta i cornetti, va. Bottone da giacca, si vede tutta la camicia. È nuova. Fa schifo. Fa schifo. Ma ieri hai fatto la cioccolata che gruma, sa da sgrumare la cioccolata. Muoversi, sgrumare, scattare. Brava Rosa, io come recupero sempre, perciò mi piace. Mi piace quando sei sotto che è sempre sguarnita, giusto che lei sotto, senza fretta, nessuno ti dà ansia. Mi sono scottato vicino alla lampada, capito? Per controllare mi sono ustionato col pastrello. La consegna. Ah, Rosa, aspetta un momento, la consegna si deve controllare insieme, no? Se no come facciamo? Perché ti nascondi? Che ti hai un vestito sporco? No. Stai in disordine? No. Guarda come stai bello in ordine, va? Vieni a controllare. Bara tuo mestiere, consegna, consegna sgambati, hai capito? Dunque, sgambati deve avere numero 72 babà e basta. Solo babà sgambati, ma poi 72, sei sicuro? Cadda fa questi due babà in più, poteva fare 80, 90, cifre tonde, non signore. Buffet comunione, che peccato, persi, come mai? Che? Che? Persichetti. Persi che... Ma che fa? Ah, è un cognome, cioè si chiude a capo senza mettere trattine. Poi che fa? Sbagliando si impara. Brava Rosa, brava. 7 bignè, 7 babà, 7 sciù, 7 cassate, 7 cornette, 7 cannone, 7 sfogliate, 7... Ma che queste hanno proprio contate? Saranno 7 persone. E che significa? Se avere una persona in più così mangia il carte? Sto arrabbiando, ho alzato la voce perché ti sei fatto un'ordinazione di 4 soldi, capito? Fai una cosa, Rosa, fai 15 di ogni pasta e dici che ti sei confuso. No, però quello dopo se la via con me. Ecco che sei da pigliare con me che sono padrone e il cliente deve capire, non potremmo perdere tempo a pressare una quarantina di pasta, a mano d'opera costa, vieni a casa, Rosa. E non mi fa accaldare che già sto tutto sudato, ma già fanata doccia. Ti sei mortificata? Potremmo fare sempre questo? Che puoi fare? Fa pace? Ma volere un bacetto? No, non ti posso dare un bacetto ogni volta che ti strilla. Che facciamo tutto il bacetto che ti in testa la pasticcia? Cucina sfogliatella di Che fa crema? Il 7 al mattino ancora senza crema, giudì. Ma come cominciamo la mattina nella pasticceria io non lo so. Stai dando un'occhiatina all'inventario, no? E riflettevo, come mai durante le feste natalizie le frolle sono andate così male? Perché a Natale vanno meglio le cassatine. Sa? Guardate che razza di risposta. La cassatina non esclude la frolla, sono due dolci completamente diversi. Imparate. Possibile che dopo tanti anni ancora non conosci la differenza tra una pasta e l'altra? Scusate, signora Erma, mamma mia. E mi chiappate proprio in pieno, non di striscio. Comunque non l'hai fatto apposta, non ti preoccupare. Aspetta, dove vai? Calma. Come calma? Dite sempre che è tardi. Quando c'è mia sorella, quando sto io solo no. Che devi fare con questo pacchetto, dove vai? Vado a fare la consegna al bar Cristallo. Un bar cristallo, un bar così piccolo? Sono mignon. Troppo mignon, esageratamente mignon. Ho alzato la voce, può fare pace, no? Un bacetto. Va a fare la consegna, va. Tieni bene alto il pacchetto, fai vedere bene il nome della ditta. Alzo il pacchetto, che tiene un bello pacchetto, va. E che pacchetto? Che pacchetto? Hai capito quando esce, Rosa? Ti ho detto un sacco di volte, non voglio che vieni qua. C'è sta mia sorella. Buongiorno. Buongiorno. Hai parlato con tua madre? Di noi due? E di chi? No. No. Con tua sorella? Mia sorella mi pare di no. Te pare? No. No. Non ci sposiamo più? No. No. Come no? E che diamine, non tu facevi sapere? Oggi stesso ci parlo, faccio una riunione e parlo con tutte e due, non ti preoccupare. La settimana scorsa Che hanno fatto? Non mi ricordo. hai detto la stessa cosa. Certo, io un mese fa sono stato operato agli occhi. 3 mesi fa.
È un mese di convalescenza, l'ho dovuto fare. Sono 2. Ne è rimasto uno, no? Che mi è servito, diciamo, per l'avviamento del negozio, dell'attività. E mo si avviate, ormai? Come no? Ma devo fare... C'è tutto l'inventario delle feste di Natale, poi fra un mese e mezzo è Carnevale. Erma. Poi comunque, capivo, il commercio è diventata una tragedia, le 8 cose a mese. Ermanno. Ci conviene, diciamo, comunque aspettare prima che mammina... Muore. No, che muore? Che fa il testamento. Perché ancora non l'ha fatto? No, penso io. Aspettiamo che la natura faccia, diciamo, il suo decorso. È la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Perché? Perché quella è gelosa, hai capito? Se mi cancella dal testamento, che facciamo? Poveri ma belli? Tu tanto quanto, ma io... Ci vediamo domani con calma, fammi sta cortesia. Rispondimi sinceramente. E l'ho fatto. Tu mi vuoi sposare, sì o no? Come? Non ti voglio sposare, scusa. Guardami negli occhi. Guardami da lui. Non mi trasformare. Hai visto? Non mi fare arrabbiare che mi trasformo. Mamma mia, com'è brutto. È brutto. Brutto assai. Assai. Ci vediamo fra mezz'ora all'Excelsior. Fra mezz'ora all'Excelsior. Non tardare. No. Se no? A trasformazione. Bravo. No. Non ti preoccupare. Sono puntuale. Posso mettere gli occhiali scuri? Così che... Che guai. Pronto, pasticceria Bella Vista, con chi parlo? Ah, Bar Cristallo. Sì, adesso è uscita la ragazza che la consegna a mano, non vi preoccupate. Si sta arrivando, non vi preoccupate. Son mignon, non vi preoccupate. Sentite, ma anche se è vero, pacchetto. Oh, Bar Cristalli, che parecchio. Insomma... Dici sempre che questo è divieto di sosta e poi stai sempre cannanza, come una cannuola. Telefonato al Bar Cristallo. Ah, sì? Questo è un altro bel cliente che ci ha procurato il tuo caro Aldo. Ma che caro Aldo, il mio caro Aldo, tu sai solo criticare, tale quale la nostra madre, tiene sempre che dicere. Tu sei stato comodamente sdraiato sul tuo letto, mentre io ho dovuto sbrigare tutte le consegne per le feste di Natale. Non ho capito, sono stato sdraiato nel letto, Sì. come se mi fossi fatta una vacanza. Io mi sono operato agli occhi appena 3 mesi fa e sto ancora in convalescenza. Io ho venduto quello che si poteva. Mi fate benissimo. Lo sai che in tua assenza abbiamo consegnato più quintali di roccocò di tutti i tempi? Certo che sto fattere rococò per me resta un grande mistero, Giudì. Io non riesco a capire come fa la gente a se mangiare. Si fracassano tutti i denti. Il roccocò si mangia soprattutto per devozione. Non ho capito, allora se uno non ha i denti, secondo te non può andare in paradiso? Hai capito? Giuditta, Ermanno, Sì, mamma. ma che state facendo? Stiamo a ballare, mammina, che potremmo fare? Stiamo lavorando. Pronto, mamma? Mammina? Mi hai fatto offendere. Mamma, guarda che Giuditta sta scherzando. Mamma, non fare così che poi ti sente Voi male. mi volete vedere morta, lo so. Non aspettate altro che la mia morte. Quando uno è ottimista è ottimista. Ma che cosa sperate di ottenere dalla mia morte? Quei dolci si riempiranno di veleno. Il Signore vi ha già punito con il diabete, nemmeno vi siete imparati, no? Quando si dice l'amore di una mamma. Mammuccia, adesso salga e ti faccia la siringhina. Mamma, mammi, non fai singult. Mamma, come fa impressione? Mamma, Mayday, 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 Fine mamma. delle trasmissioni. Siete cattivi, puzzate addosso. Hai visto? L'hai fatto offendere. Ma che l'è nata offesa? Tu sei troppo apprensivo con lei e lei se ne approfitta. Queste sono parole di Aldo, non appartengono certo a te. E se pure fosse? Che c'è di male? Se una persona ti fa vedere cose che prima non capivi. Nostra madre è egoista. Ma è nostra madre! E quando ci ha messi al mondo non è stata affatto egoista. E poi adesso è inferma sul letto. Non ti fa pena? No. Eh? E già quello che parla Alda che tratti i genitori come se fossero i suoi servi. Ma quando mai? Tiene quasi 40 anni, ancora campa a casa con loro. E che deve fare? Quello è disoccupato. No, chi l'è sfaticato. Sfaticato. Ha fatto pure per 3 mesi l'emigrante a Düsseldorf. Io non capisco perché non si prende il posto fisso qua da noi. Perché lui è un artista della pasta frolla. Vuole essere libero. No come a noi, che facciamo i pasticceri solo perché ce l'hanno ordinato i nostri genitori. Oltretutto, teniamo menù diabete, che i dolci non li dovremmo vedere nemmeno col binocolo. Pasticceri diabetici, che ciorta che mi tenuta. E poi non è vero che Aldo è sfaticato. Quello è capace di sfornare 2 quintali di paste al giorno, senza contare le torte. È come bravo.
Comunque lui rimane un dipendente nell'anima, questo è il massimo che gli posso concedere. E poi come mai l'artista non è ancora arrivato? Ah, mi ha chiesto di arrivare alle 7:30. Non ce la fa alle 6:30. Cioè l'affanno. Non è nel suo carattere svegliarsi troppo presto. E quando una cosa non è nel nostro carattere non la dobbiamo fare, se no ci viene male. Oh signore, dammi la forza di non spaccarle la testa a questa povera incosciente mia sorella. Ah, questo è il ringraziamento, perché ti ha fatto trovare le corne per il trapianto degli occhi. Mo dici, ma tutto quanto hai fatto mie? Giudi. Io queste corne le ho pagate. Nessuno mi ha regalato niente a me. Non ci mettiamo in testa strane idee. Intanto, se non c'era lui qua a Natale mentre tu ti operavi, vorrei vedere come avrei fatto. Io lo sapevo che non avrei dovuto operarmi a novembre. Aldo aveva calcolato tutto, lui conosceva perfettamente i tempi della convalescenza. Si è messo nel negozio nel periodo di maggiore lavoro per farsi conoscere dai clienti, per apparire, diciamo, come il titolare dell'azienda, ma si illude, perché da queste tasche lui non ricaverà mai niente e mammina non accetterà mai in questa pasticceria. Tu di chi? Non ti illudere pure tu. E come ne importa a me? Perché tu hai Aldo? Non fare allusioni. Mi vuoi mettere contro a mammina? Sì. Sei cattivo, non c'è niente da fare. Io non sono cattivo, io sono prudente. Io riesco a vedere quello che una povera ingenua come te non può vedere perché sei accecata da un'insana passione. Questa è la verità, giù di questo solo. È la verità. Mi stai scassando la fotocellula. No, la sto collaudando, no? Sei scemo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Oui, come si può fare? Mi sentivo giù. Appena sono entrato qua dentro, senti, e già mi stanno salendo gli zuccheri. Ah, sì, è una battuta. Non mi è piaciuto. No, questa qua è una pasticceria e qua dentro facciamo i pasticcini. Nei pasticcini c'è lo zucchero. Ma che ci spiega a fare? E non l'ha capita. Che cosa? La battuta. Ah, Ermanno ha fatto una battuta. No, io ho fatto una battuta. Vabbè, non vi preoccupate, ma da fare una bella doccetta. Bene, bene. Così mi rilasso, se no mi viene una brutta crisi isterica. Sì. Lavati le mani Sono pulite. e cambiati il dopobarba che fa schifo. Ma non è che hai parlato a tuo fratello di noi? Noi? No, dico di noi due. Noi due che cosa? Noi Ma fa- sei pazzo? Direbbe tutta mammina. Sì, eh? Eppure io ho la sensazione che tuo fratello ce l'abbia con me. No, ma quando mai? Quello è timido. Ermanno è stato sempre così. E poi il diabete lo ha fatto diventare intrattabile. Ma anche tu c'hai il diabete e non sei intrattabile. E che c'entra? Io... Buongiorno. Cavù. La giacca. La giacca deve prendere, gliel'ho detto. Vai. Giacca? Ecco qua. Ecco qua. E fatta con sta giacca. Eh? Basta, va che funge. Vai, Capuncino. Quant'è brutta, eh? Ma chi? Te ne coscia secca secca. Allora. Secca, secca, sì. Longo, longo. Che buon profumo. Che cos'è? Mi sono messo il dopobarba che mi hai regalato a Natale. Sandalò. Sandalo. Giudì. E te ne sei messo un po' troppo. Aldo, Sì. dimmi una cosa. Ma tu veramente mi ami? No. Sto scherzando, ma che? E non pazzia così. Mi fate mettere una paura. Eppure io mi sono un po' impressionato, ma che sta? Certe volte penso, ma è mai possibile che un uomo così bello vuole bene proprio a me? Ma l'amore è cieco. Perché vuoi dire che sono brutta? No. Allora sono antipatica, No, sono intrattabile, no, sono Gi- come mammina. no, Giuditta. Dillo se lo pensi, io lo so che lo pensi, dillo. Giudittina. E se non mi fai parlare? Tu non puoi vivere sempre nella paura. Ti devi rassegnare. La vita è un rischio, in tutte le cose. Tu ti preoccupi che io possa essere interessato solo ai tuoi soldi. Quando mai? Non ci ho mai pensato. Tu no. Aspetta. Ma tuo fratello sì. Ah,
Ermanno. Ermanno. Quell'Ermanno è sospettoso di natura. Sì. Tu piuttosto sei stato fin troppo gentile a procurargli le corne per il trapianto degli occhi. Ma non ho fatto niente di speciale. 2 corna. Conoscenze, tutto qui. Raja? Scusa. E perché poi non mi hai mai voluto dire chi è il poverino che ha donato gli occhi a Ermanno? Lasciamo stare. No, dimmelo, sono curiosa, dai. Io non ti ho voluto impressionare. Addirittura? Eh. E chi sarà mai? Giudì, io te lo dico, ma... No. Sì. Un barbone. Un barbone vagabondo. Certo, un barbone. Con lo short. Con scialla, senza scialla, non lo so, un barbone, non lo so. Ah, quindi Ermanno te ne vuoi Per barbone? carità, non urlare, Ermanno non lo sa. Ma quando mai? Quello sa tutto. No, non ci credo. non sa lo tutto, sa, ti Ermanno. dico che non lo sa. Nada vota mo. Raja, è a temperatura il forno? E che so, il termostato io? Ma guardate che razza di risposta. Sta subalterna. Voglio dire, è pronto l'impasto? Tutto pronto. Si aspetta solo l'arte sua. E vai dentro, vai, che adesso arrivo, vai. Tieni che li cosce secche, sì. Sta guagliona sta esagerando un poco con te. È vero, la devo rimproverare. Vado ora? Tornando Barbone donatore, è stato operato in condizioni di coma profondo. L'occhio era praticamente ancora vivo. Mamma mia, che impressione. No, che impressione, l'occhio era vivo, il paziente era clinicamente morto. Che noi abbiamo anticipato solamente un po' i tempi della natura. Un barbone non poteva firmare. No. Scusa che devo... Aldo, Dimmi. e già te ne vai. E beh, devo andare a lavorare. Prima il piacere, e poi il prima il dovere e poi il piacere. E io? E tu devi stare alla cassa, no? Alla cassa io. Oh, certo, e tu sei la cassatella mia. Se non stai tu alla cassa, quando ci sei tu, chi la tocca? Mi hai messo una curiosità. Come si chiama curiosità? E come si chiamava? Ma io, Barbone? E non lo so solo come si chiama il professore che ha operato tuo fratello. Rupelli. Anzi, a proposito, lo devo chiamare, perché giorni fa mi ha lasciato un messaggio in segreteria che dice che mi voleva parlare con una certa urgenza. Chissà che ha combinato, si sarà messo nei guai per quel suo solito vizio. Ah, perché? No, che cosa, è una bravissima persona. Solo c'ha un po' il vizio del gioco, hai capito? Mi doveva qualche resta. Resta con me. Bella questa. Non massa. Ma no, la canzone, Giuditta, la dote per giocare a carte, la resta. E Aldo. Non se leva. Dimmi. E com'è morto? Non posso parlare. Se parli ti do un bacio. Non posso parlare, Giuditta, non posso parlare. Come mi piacciono gli uomini che non parlano. Giuditta, non mi fa male. Siamo arrivati? Davanti alla pasticceria? Bella vista? Non c'è male, è bella. Voi È spiritoso. una piazzetta a Ma Roma. ci stanno i gradini, ci sta. No, perché io sento una puzza di dopobarba. Un dopobarba molto scadente, di quelli sei alla Roma di sandalo. Ma non è creolina. Bravo. Mi penso io. Appoggio di qua, Gennaro. Vieni qua, Gennaro. Ehi, Ma chi ha? Chi c'è qui dentro? A Cesare, Chiedo dammi scusa. una birra, La birra? c'ha la lingua secca. No, questa è una pasticceria, vedete? Sto a venire da Riccia. avete sbagliato. Tutti i giorni a Riccia, Roma, Roma, Riccia, Riccia, Roma, State Roma, Riccia. zitto. Non la faccio più, non la Ma che faccio. dici? Non ho Ho capito, ho deciso, sai che faccio? Che fate? Me ne vado in India. No, non si spaventi, signorina, o devo dire signora. Sì, signorina. Ammazza che voi siete un buono che ha risposto. Ma Oh, bimba! E che tu fosti? non date retta a lui. Quanto tempo ti Uè, siede? questo falso toscano non è toscano. No. Questo qua, vieni qua, questo qua si chiama Memoria. Memoria? Ma Non c'ha un nome un poco più normale, un diciamo? nome tipo Anna Maria? Anna Maria! Ce Anna l'ha, Maria. ce l'ha, ma non se lo ricorda. E si chiama Memoria? Per contrappunto. Ho capito. Il poverino faceva l'attore, ma poi ha perso la bussola, la memoria, e quindi ormai vive tra realtà e finzione, cioè lui Ho per capito. vivere pesca nel repertorio dei suoi personaggi.
personaggi e ogni volta che ne pesca uno si identifica con esso. Praticamente, non so, per esempio, all'improvviso pesca di essere un tedesco e faceva il tedesco. Ich bin Raimund Schön. Ho capito. Raimund Schön, qui da Sì, sì, Alpina facevi- di Sant'Intaufer. Sì, ho capito. Adesso vi mostro come mo che si lo- scala una parete liscia, Dove molto va? semplice. Qui, non ti può salire sopra, c'è la mamma. Aspetta, no, qui! Dite all'amico vostro di Non è scendere. amico mio, allora non avete capito niente. E che? Adesso è Raimund Schun. E dite a Raimund Schun di scendere. È una parola, il è tedesco. È tedesco. Io ci provo. Raimund! Dai, Che sta facendo? si è arrampicato vicino al muro. Piano piano. Raimund! Skatzegetangen! Mettete in Kinch! Da Facenzen Mureken! Kasan Quachiekes! Jawohl. Kijk, alle niet het wijnen halen in Ga het va. potje steek. È sceso. Gesù, parlo tedesco e non lo sapevo. Questo sarebbe tedesco. Evidentemente. Vabbè, lasciate stare. No, andiamo. ma meno male che non ha fatto il bambino terribile. Che è sto- La scendiarella, guarda. ma perché le dite ste cose? Mi scappano e lui le fa. Scendi. Vai fuori, forza. Te, Sono vieni, venuti te. i patapine. Le che? Le patapine. Patapine, E no. la merentina. Vuole una merenda, fanno merenda con le patatine. Merentina, Panino? Il tonno. Il tonno. Vai fuori. No, non c'è il tonno. Non c'è. 100 lire, Non ce l'ho. 100 lire. Mi dia una cosa. 1000 soldino. Un leone. Vabbè, vai fuori. Sentite, come si fa che smettere sta bestia? Dite, Giacomi, smettila. Giacomi, smettila. No. Non ci pensi. Senti, coso? No, così. No, ci penso io. Tu te ne devi andare da vicino a me. No. Guardate. Ma sono problemi vostri. Ah, Mo sì. mo sì. O piange però. Lo sapevo, ve lo siete beccato. Ma Vi ha sputato. sì. Meno male che è pensione. Ma che pensione? Ma ha sputato in faccia? Che E gridare pensione? pure la broncopolmonite. Chi tiene la bronco? No, l'attore. L'attore? Chi mi ha sputato? Giacomino. No, non mi dite niente, per carità. Sei acchiappa Giacomino che è andato dentro quella bestia. Mi ascolti. No, sentite, mi dite che volete. E vi sto spiegando chi siamo, se no ci vedete così ridotti, mi potreste pure impressionare. Invece dopo la spiegazione uno si tranquillizza. Dove sta la mia puzzella? La puzzella sta dietro a voi. È sentite? bellina, com'è bellina. Dite la verità. Eh. Ma la vedete questa qua? Io a questa la sento più che altro. Vai a sentire come ti chiami tesoro. Come ti chiami? Mamma mia. Scatarrando. La raspa. Jasmine. Non sputate, fate Come? così. No, non fate rumore che non capisco. Gelsomina. Gelsomina. Un nome di fiore indicatissimo. Ma Andate questa è fuori. Emiliana, è la classica Emilianotta. Oddio, classici, ne ho visto qualcuno meglio. Era una ballerina. Parecchio tempo fa. insomma, Molto tempo È fa. una grande toile. Fai vedere il passo doppio tesoro. Fai vedere il suo passo doppio. Fai vedere, non mi fa male. non Che mi si fa può male, si non smonta- mi fa Ma male, che fa? però- Ma che è sto pazzo? Ma che sta... Fai piano, fai il passo di danza. Lei e Memoria facevano una coppia teatrali proprio eccezionale. Ah, questa è quell'altra bestia Sì, là. io ero l'autore e insieme abbiamo fatto chiudere parecchi teatri. Immagino. E non c'erano le uscite di emergenza. Non sapevamo da che parte scappare. Perché il pubblico ci inseguiva. me l'immagino, io L'ultima volta ci hanno acchiappato. Niente meno, che vanno a fare? Ci hanno scippato tutti i vestiti, ci hanno scippato. E non ve li siete mai cambiati dopo da allora? I fans sotto lì. I fans. Facciamoci due passi. Sì, tesoro. andate a fare su. Questi qua sono praticamente, Dove vede, andate? i miei angeli custodi. Che fate? In realtà io senza di loro. Piano, ma che? Ma non vede che fa la palestra. Piano? Che fa? Ma che state facendo? Ma che è un ballo? Giocano? Piano! Si rompe la cassa! Giudì! Questi si stanno dando mazzate alla cecata, corri! Non offendete, non vedete che sono cieco. Non pensavo, chiedo scusa. Non dalla nascita. No, un incidente? Già, Mi dispiace. 3 mesi fa. Ah, recente. Sì, mi credevano morto. Clinicamente morto. Clinicamente, già. Invece hanno anticipato I tempi Sì. e mi hanno fatto il trapianto degli occhi. Un attimo d'attenzione, per favore, accostate a destra, deve passare un tir trasporti eccezionali. Piano piano da questa parte. Ma come mi ha chiamato Tir? No, trasporto eccezionale, diverso. Scusate, sapete chi sono? Abbiate pazienza, signor Carmine, Carmine. Ho capito, ma che cosa volete da noi? Alva Schatz. Un socio? no, io rivoglio i miei occhi. He wants his eyes. Did you understand? La pescata americana, visto? Allora, ti devo dire una cosa. Dimmi.
Ma non è che questo è il barbone donatore? Ma che cos'è, un cane di razzi il barbone donatore? Quando viene fuori l'autore comico, non Sì, c'è veramente. No, ma sta scherzando, ma sì. Ma che cosa? Quello, il barbone è morto. Ah, sì? E certo. Oh, Ciclamino, come... Gelsomina! Ho sbagliato fiore, capito? Sentite, signor... com'era? Carmine. Carmine, io capisco che lei rivuole i suoi occhi, ma noi qua non possiamo fare miracoli, quindi... Ma la smetta, signor Bellavista. No, un momento. Io non sono Bellavista. E nemmeno io, Lo so, ci mancherebbe pure. Vorresti dire che non sarei degno di essere Bellavista? No, voglio dire... Guarda che qui non si muove una foglia se non lo decido io, Ho detto... Quella partita di cocaina deve essere consegnata alle mie condizioni. Capisti, Madonna, in siciliano sono terribili, Giuditta. E stai attento che ti incapretto e ti metto nella calceviva, così non ti giovano più. A te e a tutta la tua È famiglia. siciliano e parli che cannule siciliane. Una battuta. Ermanno, puoi scendere un momento? In questo momento non posso scendere, Giudice, sto con mammina. Ma che vuole questa scocciata di tua sorella? Stai con me adesso. Ne sapeva i puntes, no? Che la ciuccione, sempre ciuccia è stata. Lasciala stare, mamma. Si sente tutto, scostumata. Sono contenta che hai sentita, così ti pare qualcosa. A tutte le auto, sono barile. Barile dei Che è sta voce? Ma forse che non scende alto, che si sa confidenza, si sente la voce dopo bambina qua sopra. Brillanti sparsi sulla pelle bionda. Vieni questa, che sono la cava, buttati tomba bene. Ci dimoscendo io. Scusate, ma che cos'è questa voce? Questo mostro che viene dal nulla, che cos'è? Mia madre. Chiedo scusa, non potevo immaginare. Ma come mai è morta e l'avete registrata per ricordo? Non tirare, No, mia madre vive e vegeta. Comunichiamo così, via megafono. Dove andate? Cioè, noi col microfono e lei col megafono. Giuditta? Giuditta, magari tutto sta muino che ho sentito poco fa. Schiait, barile. Ma che è sta puzza? Hai cambiato dopo barba? Chi è? Sasà? Che stai facendo? Amico mio nome è Amelo, io vieno di Albania. Ti prego, per favore, trovami lavoro qui. Ci penso, non c'è lavoro. Ma io padre, figliuolo. È Spirito Santo. Amelo. Ma che stiamo facendo? La messa? Io non sono capisce italiano. Ma chi è questo? Questo qua è un attore. È da fuoco spettacolo qua dentro. Ma chi sei tu? No, tu chi sei? Io sono il proprietario della pasticceria. A parte scherzi, chi sei, forza? Che dico, bugie? Sei tu? Certamente. Il proprietario? È il proprietario? Così curto, ma state Che sta imbriaco? Ma questo non sa niente. Ma che è successo? Ma tu non sai niente. E che cosa? A te non sai niente. Ma buonissimo, non muore. Vabbè, allora te lo dico me, guarda, insomma, niente di grave. Sono venuto qui con i miei amici per una testimonianza che, insomma, è successo che io e tua sorella... Giudice, ma tu hai sentito che ha detto questo? Ferma, io non l'ho mai frequentato, te lo giuro. C'è bisogno che me lo giuro, ma chi lo conosce? A chi? Ma cosa hai capito? Ma non dico Alfonso, io dico lei, Anna Maria. Ma che so io, Anna Maria? Dai, bella gioia. Ma che mi ha messo le mani lì? E ti ha chiamato Anna Maria? No, vai tu. Perché sei? Fuori ragazzino, fuori. No, Non lo chiamare ragazzino, per carità. Tu, non lo voglio cantare. No, voglio fare amarantini, patapini. O poi con tu, Ma io non lo capisco, o fare arrabbiare. poi con tu, o poi con tu. Fuori! Non mi fa perdere tempo! Lascialo State fermo che va! Ti strilla, A voi, no, fuori! No, per carità, che c'è la broncopolmonite. Non mi conosci a me! Non vuoi proprietario! Avanti! Come mai? Non scusate un faccio! È teatrale, non... Fuori! Fuori! Ma mi sono scocciato! Fuori! Fuori, ragazzino! Fuori! 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 Avanti! personaggi. Anna Maria, tu aspettami qua. Ma chi è sta Anna Maria? Hai visto? Oddio Ti mio. ho visto, ti hai preso i soldi da qua Ci penso sopra. io, lei andate a cercare la lemosina. Poi sti barboni stanno sempre in mezzo, so. Barboni schifosi.
Basta con l'effusione, hai avuto anche troppo. Basta, non essere lasciva, sporcacciona. Avanti, fammi sedere, fammi sedere. Ah, dove sta Bella Vista? Dove sta Bella Vista? Madame, ma si elle, ça son pas. Rien de plus. Oui. Un, deux, et trois. Oui, il signor Bella Bellavista, Bella dove sta? Vista, mensen strakken van der wie. Poi, ce ne stanno altri due là dentro. C'è sta pure uno sommazzatore e una specie di cozzo in coppa pancone. E quando mi dicete? Ma come sono entrate sti bestie qua dentro? Ma la porta? Ma con tutta la fotocellula. Beh, quella è una fotocellula, mica è una saracinesca. Ho pagato un sacco di quattrini. Ma quando l'hai pagato comunque fa din don. Non è che spara. Tanto non so come, noi siamo qua fuori e quelli stanno dentro al negozio mio. Nostro. Nostro. Nostro, mio e di Giuditta. Vostro. Mio e di Giuditta, sì. Comunque prima che ci appostiamo, va che chiama la polizia. No. Non ti conviene. Perché? Senti la tua sorella che dice, sentiti. Mettiamo. Il signore Chi è? Oh, sub, diciamo. dice che vuole gli occhi. Quali occhi? I suoi. Ma perché li ha persi? No. Persi, no. No, pare che gliel'hanno rubati. Poverella. Come si arrobano pure lui, chiama. Mi dispiace, ma non ho capito che li vuole da me? Da me, no. Da me? No. Da me? Sì. Come sì? Che scusate, io faccio il pasticcere, mica faccio poliziotto. Mi sa chiamare la guardia costiera o sub. Hai capito? Questa l'hai capita, Bravo. Aldo, perché? Come mai tu non sai di... Non ridi? Non l'ho capita. Mi fai suggestionare. No, ma non stavo pensando così, non mi impressionate. Ma mica c'entra per caso il fatto degli occhi miei, no? Quali occhi? L'operazione degli occhi miei. C'entra qualcosa? Niente. Che... Sono a posto, insomma. Certo. Ah, allora, no, ma che appacchi sti qua? Quello ce ne sta uno solo. Gli altri due che fine avranno fatto? si saranno rintanati. Che sono zoccola. Che si mettono le zampatelle e le mani in dei pasta, guai, non te Ma che schifo, mamma mia. Signore, lei si deve rendere conto perfettamente della nostra Ma situazione. questa voce non mi è nuova. L'ho sentita prima nel grammofono. Come? No, non questa. Quella di prima che parlavo con Mammina, il signor Bellavista. No. Sì. Scusate, sì o no? Sì, sono io. Signor Bellavista? Sì. E l'altro chi era? No, era un cliente che è andato via. Arrivederla, tante cose di nuovo, arrivederla. Arrivederla. Arrivederci, signor Esposito. Tante cose. Vabbè, vi siete dimenticate le paste, signor A me Esposito? non fa niente. Come non fa niente? Quello vostra moglie si arrabbia, signor Esposito. La prossima volta. No, che prossima volta? Stavolta, se non vostra moglie poi telefona. Non tengo soldi. E non tenete soldi, non vi preoccupate per i soldi. Ho detto che non fa niente. No, ma no, invece... Minaccia Bellissimo questo duetto comico. Lo devo mettere in una mia commedia. Io sono un autore teatrale. Veramente? Ah, perciò state vestito così. Dunque, lei è il signor Bellavista. Quindi lei è in possesso dei miei occhi. Non ho capito? No, dico lei ha i miei occhi. Che? Teatro? Questo qua è teatro? Aldo, ma conosci il suo scrittore tu? Questo qua? Chiuso, mai letto niente. No, perché mi sta suggestionando sul fatto degli occhi. Hermano, io ho un appuntamento, me ne devo andare. Non ci sparpagliamo, stiamo uniti, tutta la famiglia insieme. C'è un grossissimo equivoco. No, cominciamo male, caro signor Bellavista. Lei forse vuole negare di aver subito un trapianto di cornee. Gli sta detto proprio cornee. Scrittore, ha detto che due, è così. No, perché mi sta nello stesso dubbio di prima, ma no. il professore che mi ha fatto l'operazione Chi è? onesto. Chi? Rupelli. È onesto. Ma ha fatto un'operazione proprio alla luce del sole, diciamo. In mezzo alla strada, ma sembra... No, vuol dire che i ferro a posto, tutto ufficiale. Ufficialissimo. La fattura, ma l'ha fatta? No. Non me l'ha fatta, accetta sempre per papà l'IVA. E che c'entra? Ma tu mi sa a posto. E mo chiamaci. 3-4 sordi riva. Ma non ne ha finanza. Passammi guai. Vabbè, tutto a posto, vi faccio trovare la fattura se passate fra qualche giorno. Ah, fattura. Sono stato operato qualche mese fa agli occhi. 3 mesi fa, per la precisione. E come ha indovinato questo?
Lo sa di chi sono le corne con le quali probabilmente mi sta guardando? No? Di chi? Di chi? Di chi? E non riesce a indovinare. Ma io veramente tengo una mezza idea, ma non sono sicuro. Sono le mie. Lei, signor Bellavista, si è appropriata dei miei occhi. Avete sentito questo impostore che sta dicendo? Aiutate, difendetemi, dite qualcosa per voi. E che posso dire? No? E dice lei come può affermare che i miei occhi siano i suoi? A lui lo dico. A me. Scusi, ma lei come può affermare che i miei occhi siano i suoi? No, quelli del signor Bellavista sono i miei. Così. Ah, vabbè, voglio dire che i suoi occhi siano i suoi. Di chi? I suoi? E indica, fa così. Ma che indica che chi l'è ciecato? Che indica? Voglio dire che i suoi occhi, che i suoi quello suo è suo, uguale, non è che non lo voglio dire. Lo posso affermare con certezza. Ho ricostruito tutto quello che è successo la notte dell'incidente. Perché? Che incidente c'è stato? Un pirata della strada mi ha investito e mi ha lasciato là per terra in coma. Una persona onesta. Poi è arrivata un'altra persona onesta che mi ha raccolto e mi ha portato in una bella clinica privata, dove mi hanno dato per clinicamente morto. Però non hanno aspettato e mi hanno tolto gli occhi. Un certo professor Rupelli. Vi dice niente questo nome? È un uomo molto conosciuto negli ambienti del gioco d'azzardo, già coinvolto in altri casi di traffico clandestino di organi umani. Non litigate, non litigate, eh? Ermanno! Oh, mostro! Ermanno! Ma che sta succedendo lassù? Ti stanno registrando i rumori? Tu mi fai spaventare, mammina! Niente, mammina, nessun rumore. E niente, non ti preoccupare, serve qualcosa, mamma. Dai, ammazza, scuccianza, siamo a me, se così non mi molesta. Ma fa tuo fratello! Pronto? Mamma! Mamma! E chi? Suo Ermanno! E che fai questa voce? Stavo parlando animatamente con la Giuditta. Che non ti fa pigliare sempre collera, non dare retta, mammina. No. Senti, Ermanno, mi devi venire a fare la seminghina. Sì. Andiamo sulla pressione. Andiamo a fare un massaggio ai piedi. Non è bellissimo. Ma male l'ansia. Fai presto, che aspetto. Appena tenga una settimana di tempo ti faccio tutte cose, mamma. No, devo soltanto dire una, posso parlare? Sì. Quest'uomo sa tutto. Ma non ha nessuna possibilità di provarlo. No. Aspetta, che hai detto? Come hai detto? Non ha nessuna possibilità di provarlo. Nessuna possibilità di farlo. Senta, lei non ha Nessuna possibilità di provarlo. Un poco più zitta la prossima L'ho volta. fatto dire 2 volte. Senti, disoccecato, no sud. E le prove ce le ho. Dove stanno? Qui con me. Ah, stai guardando, cazzotti, no? No. I miei amici. Loro hanno visto tutto e potrebbero pure raccontarlo alla polizia. Gelsomì, fai sentire ai signori quello che hai visto la notte dell'incidente. Fai sentire. Allora. c'è vostra. Bravo. Amanhã, a menina mortal. Sou mortal. Tal piace. Balunga, tal piace, il mortal. Non perdere tempo. Ma piace anche da. Allora, candambot. Una tempesta, una tempesta. No, allora fa un motore. Un motore. Balù. È arrivato un montone veloce. E l'ho lasciato che lì. E l'ho lasciato che lì. Ha buttato sotto una gallina. Arriva la bilancia. Sì. Arriva la bilancia. È arrivata la bilancia? E il cavalluccio. Oh. E il cavalluccio. A cavallucci è arrivata la bilancia. Ma cercato fermare. Hai cercato un infermiere? Sì. E perché hai cercato? Ma cercato fermare. Ma sei presa perché non c'è. Non stressa. Non scarta sei. Non strepisa. Sentite, mi sono distratto in un momento, ma che? Io sono stata attenta, ma niente ho capito. Ma mi ha capito, Ma no? scusate, ma questo che è? Una testimonianza inversa? Ma ci devo spiegare tu, sei una testimonianza, perché? E non vale in straniero. Ma qua stranieri, è emiliano. Voi state discriminando una testimone solo perché è settentrionale. E non è giusto, anche il nord fa parte dell'Italia. Sì, no, chiamate la polizia se siete con la coscienza a posto. No, chiamate la polizia, se non hai niente da perdere, no? Se pensi che sono un imbroglione. Chiamate la polizia. No.
哎呦，我这个我为什么不能说？好，这个。这我要的这个，我要的那个，就完了，就这里。Anna Maria, per te farei la guerra. Allora? No, sapete, io mo la chiamo io la polizia. Ma tu sei pazza? E se quello dice la verità? A questo punto comincia a diventare molto probabile che sta dicendo la verità. Che cosa? Eh sì, perché forse abbiamo anticipato un po' troppo i tempi dell'intervento agli occhi. Cioè io potrei avere gli occhi di quest'uomo? Cioè capite, di un uomo ancora vivo! E per giunta sporco. Ma che c'è? Che sporco! Parla a famiglia! Gli occhi mica assorbono sporco. Sembra la scazzima si forma. Madonna, che schifo! Erma, ma non sarebbe meglio se ci mettessimo d'accordo? Signore, su che cosa dobbiamo metterci d'accordo? Signore. Ma io non ti voglio scucciare, ma tu mettiti nei miei panni. Io come faccio a vivere adesso? Sono costretto ad aggrapparmi alle persone, alle cose, ed è una condizione che non mi piace. Io si può dire che sono diventato barbone appunto per potermi gustare la vita in piena libertà, senza vincoli, senza responsabilità. Arrivi tu e mi porti via gli occhi. Non li ho. E io adesso come faccio a gustarmela la vita se non la posso più guardare? Ma tu lo sai, Erma, che cosa vuol dire veramente guardare? Facciamo un esempio pratico. Guardare un quadro, un paesaggio naturale, un quadro semplice, una casarella vicino a un fiumiciattolo. Come fai a capire che quello che l'ha dipinto è un grande artista? Che cosa guardi in quel quadro per capire, Erma? Guardo la casarella. E basta, E beh, poi hai tu fiumiciattolo. e basta. Così se sta staccionata, mi guardo pure la staccionata. Ma i quadri si guardano in profondità. Se no gli occhi a che servono? Gli occhi pensano, immaginano, sognano. Un bravo artista ti fa pensare, ma chi ci sarà in quella casarella? Che starà facendo in questo momento? È solo, in compagnia? È uomo, è femmina, è triste, allegro. Che starà facendo in questo momento in mente a quella casarella? Starà grazie a Dio come vorrei stare io adesso. Ma tu lo sai almeno che cosa vuol dire? Guardare una donna, carpirne i segreti dal modo di sorridere, di parlare, di fumarsi una sigaretta che ha quella donna. E dici che la si fuma una sigaretta? Non basta. Per esempio, dove lo butta il fumo? Verso l'alto. Vuol dire che è un ottimista. Lo sapevi? No, questo non lo sapevo. E se lo butta verso il basso? È pessimista. Che confessaria, sarebbe troppo ovvio. Io perciò non ho detto niente. Vuol dire che è timida, che fuma coi sensi di colpa. Ha bisogno di un uomo che la sappia abbracciare, forte, coraggioso, sincero. Ma non parlo dei presenti, ovviamente. E se il fumo lo butta di lato? Ci sta la finestra aperta e fa corrente. Ha fatto la battuta, bravo. Penso io. Vieni qua, dove stai? Stai vicino? Non avere paura, vieni qua, dammi la mano. Voglio fare un esperimento, però voglio essere sicuro che non vai a guardare. Vediamo se li usi, gli occhi miei, o se ti li sei presi inutilmente. A bruciapelo, rispondi. Che cosa c'è di fronte al tuo negozio? Niente. Giusto? Ah, vattene, hermano. Che tristezza, hermano, mamma mia. Ti sei preso gli occhi miei e non sai nemmeno che cosa c'è di fronte al tuo negozio. E perché te le pigliavi? A che ti servono? A me servivano. A guardare le cose che mi piacevano tanto. Ma quelle che ho visto almeno me le posso ricordare. Come farò invece con quelle che non ho mai visto? Io non potrò più guardare la donna di cui mi innamorerò, il figlio che potrebbe nascere. Tu mi hai rubato la possibilità di guardare il futuro, hermano. Hai rubato gli occhi di un uomo che la vita la viveva solo guardando. Le pure testa, le sciupà, e si addormenta la farina. Si è addormentata nella farina. Oh, forza, stiamo aspettando a te. Chi è di scena? Avanti. Ma che facevo? Pure il direttore di scena in questa compagnia. Allora, hermano, portami da lui, Cessamì. Io devo salire sopra da mammina. Quando scendo... Falla aspettare, mammina, hermano. Adesso ci dobbiamo mettere d'accordo, no? Dove stai? Hermano,
Gli occhi miei. Sì, stanno qua, nessuno me ne tocca. Non me li puoi restituire? Sentite, tengo che fa stamattina, per cortesia, ferlimene questa farsa. Eissa! Che c'è? Ti sei impressionato, ermano? Hai visto i buchi neri? Per cortesia, troviamo una soluzione subito. Posso parlare? E chi è questo buccione di dopo barba, mamma? Senti, ma tu che mi hai regalato a Natale? Alto, ma tu che vuoi da me? Io ti ho regalato il meglio che ci sta sul mercato, l'ultimo sandalo. Ma era proprio l'ultimo. Dunque, e se io per risolvere le offrissi un altro paio di occhi? Ma che state pazziando? Come pazziando? No. Ma gli occhi di... Ma che stanno? Ma io voglio gli occhi miei. Ma aspettate, sentite prima la proposta e poi eventualmente dite no. Allora, io ho 3 possibilità. Prima possibilità, una coppia di occhi autentici, leggermente miopi. E di chi sono questi occhi? Non lo so, che? Il donatore che è? È volontario? Come volontario? Cioè, gli occhi li ha donati volontariamente o ha fatto la stessa fino a mia? Passiamo alla seconda possibilità. Allora, una coppia di occhi similari. Similari? Similari, sì, nel senso che appartengono a 2 persone diverse. Sfusi? In un certo senso si può dire sfusi, però hanno lo stesso colore, stessa conformazione. L'unico problemino è che sono... Non so dircelo. Invece lo devo dire per correttezza, è che sono 2 occhi sinistri. Poi sono poco cattivi. No, che cattivi, sinistri di sinistra, lato sinistro, come devo Tutti dire? e 2? Tutti e 2, sì. E come li metti uno sopra l'altro? Uno lo giriamo e lo adattiamo. Vabbè, terza possibilità. Aldo, ma non lo tiene un catalogo? Ma che fai, un catalogo è lui, Cerma? Perché? Che poi come lo vede? Dicevo, terza possibilità. Monocolo, occhio solo, di persona sanissima, col piccolo problema è che surgelato. Sì, ma 3 mesi fa, è un azzurro mare veramente spettacolare. Posso dire una cosa? Voi cominciate con quest'occhio qua. Sì. Così vi trovate bene. Me ne faccio arrivare una cassetta. Ogni tanto ne scongelo un paio e me li metto. No, una volta scongelati non li potete più congelare. Ma che so, da mangiare, ma che andate sopra? Ma la volete venire, signora? Ma come gli occhi surgelati? Chissà da dove arrivano. Ho detto, sono azzurri, verranno dal nord. Ah, sono occhi di platessa. Lui c'è Morluzzo, sentite. Oh, piacere, si deve sapere chi era la persona che possedeva quegli occhi. C'era una persona di animo nobile. Sì. Gli occhi hanno un'anima. Dietro ogni sguardo c'è sempre un cuore, un'intelligenza, un sentimento. Oh, hai capito, amico bello, non per niente. Diciamo che praticamente poi quello si mette gli occhi tuoi, caffè di dopo barba a sandalo. la Ma finita. come non che si mette 2 scarpe, prende a lui. Già, finitela con me. Finiscilo tu. Calma. Ma prima l'accontentati. Stia, forza. Dunque, ci sarebbe un'ultima possibilità. Ne erano 3. E ce n'è una, diciamo, di emergenza. A riserva. La più pratica ed economica. Figurati. O cane. Gli occhi di un cane. Che schifezza, mamma mia. No, momento. Un cane accompagnatore. Sarà pure accompagnatore, ma mi fanno senso gli occhi di un cane. No, ma non è che vi dovete prendere solo gli occhi. Vado a pigliare tutto un cane. E che me ne faccio? Dopo che gli ho tolto gli occhi che faccio? Me lo Ma magno. perché ci vuoi togliere? Che cosa? Ma adesso c'è un pulezzo buono, sotto ce l'hai tutto Ma l'osso. che faccio? Ma ce l'ho. Oppure sapete che faccio? Dopo che gli ho tolto gli occhi Sì. si mette il lente scuro, mi metto una croce rossa in petto e faccio l'accompagnatore del cane cieco. Ma faccio ci vedi, senza occhi. Non è venuto all'appuntamento. Perché? Io avevo detto che sarei venuto da lei quando tutto era pronto, no? Salve! Salve. No, ma siccome uno dei 3 alberghi ha avuto un'ordinazione improvvisa, e allora devo anticipare il buffet. Allora facciamo una cosa, signora. Se mi dà una mezza giornatina di tempo, ci vediamo all'Excelsior e ne parliamo con tranquillità. No, Ermanno. Io ne vorrei parlare prima, se possibile. Non è possibile, te ne devi andare. L'ho beccato! Elma, hai sbagliato! Le hai dato il tu, prima le davi lei. Queste Ti pare poco. mi sono confuso. Ma quando? Adesso o prima che davi lei? Adesso che ho dato il tu. Ah, perché non la conosci? No, non la conosco. Che peccato! Sì, la signora Mirabella è una fornitrice, l'organizzatrice dei buffet più importanti di Napoli. Ah, complimenti! C'ha una bella voce, signora Mirabella. Deve essere anche una bella donna. Bellissima per l'esattezza. Mi dispiace non poterla vedere, signora Mirabella. Mi accontenterò di farlo con gli occhi di Ermanno, che sono i miei occhi. Oh, ha belli capelli! Mario, ma mi sono ricordato!
Vedi è questa fa la vita sua più antica. Che ricorda, bella. Signora Non ho Mirabella, capito che hai detto. non faccia caso a questo Che smemorato. hai detto? So io, ti ricordi? Caro, ti porti tu! Si è trasformato. Caro! Che ci fai questo cadeau? Lungo, come sei? Ti poi? Ti giri sotto il coppo come un bottigliere. Ma poi? Ti ci metti a rinviare fuori. Come hanno fatto tu? Signora, ci vediamo. Silenzio! È entrato anche l'autista della Mirabella. Ma cosa riesce? E questi quattro poi? Io ti faccio la permanente. Vibrione regolare. Signora Mirabella, ci vediamo. State zitto, mammina. Silenzio. Bravo. Problemi? No. Ermanno? Te l'avevo detto. E questo non è niente. Ti aspetto all'Excelsior fra 10 minuti. Sì. Per l'ultima volta. Non tardare. A tutte le... E non può voi. Ciao, gente, ti torno miliardi voi. Non mi fa ragione come trasformo. Ma questa è proprio la signora Mirabella. Erma, io ti consiglio di non mancare. E chi manca? No. Ermanno! Mamma mia! Ma che avete deciso di farmi morire? Ah, siringhina! Mi sembra le vene che mi scoppiano in testa! Se ti va facile, inchina a mammini, me ne devo andare, non tengo tempo. Erma, dove vai? Gesù, inseguilo, corri, inseguilo. Ermanno, non scappare. Erma, io mi attaccherò a te con mano secca finché campo. Aldo, io vado a fare la siringhina a mammina. Vai cara, vai. Erma, tu mi hai rubato gli occhi e adesso guarderai la vita per me. Finalmente solo. Finalmente soli. Tu non te ne sei andato, no? Anna Maria. No, che Anna Maria. Il cerello e la cara. No, io sono un uomo. Finalmente stiamo soli e te. Ma perché ti sei Ciccattucci. Ma che è ciccattucci? Ciccattucci. No, io... Facciami ciccacciacca. No, che non fa ciccacciacca. Vieni a capire, fatto tutto. Fatto tutto, Qui, fatti sfiorare. No, non sfiorare. Come ti chiami? Hermes. Hermes. Hermes Coffrini, San Lazzaro di Ciave, la provincia di Bologna. Ah, ti sei ricordato? Non ti ricordi di me? No. Oddio, ma non mi vieni a trovare a San Lazzaro quando vai. capiti, beh. Vai a È San- semplicissimo, beh, perché quando capiti a San Lazzaro c'è una piazzetta, no? Sì, Con un palazzo. Benissimo. Al secondo piano ci abito Ah, io. bello, bello. Al terzo piano c'è Giovanni. Pure Giovanni. Giovanni detto Napoli. vai, Lo conosci? No, non lo conosco. Aspetta che talciare. Te ne devi andare. Giovanni, vieni giù che c'è uno che ti vuol conoscere. Ciao Giovanni, non c'è bisogno. Che succede? Capu. Ma che sta? Sono Giovanni, mi chiamavo. Madonna, è sceso Giovanni. Che lo so. No, non ho E sarai tu su. No, era Hermes. Capu. Ha chiamato. Non ho fatto Ma niente. chi sei? Ma chi sei tu? Chen Xiaoping, il cinese, come io voglio dire qui? Come voglio dire? Come io voglio dire qua? Come voglio dire qui? In voltino primavera, uno, sai? Come io voglio dire qui? Come io voglio dire qua? Come voglio dire qui? Ma che brutti personaggi che fa questo, mamma mia. Ma poi che specie di personaggi. Giuditta! Giuditta! E che mi sono scansato, mamma mia. Giuditta! Rasa? Vieni a assaggiare la panna, vieni! Il coscio secca. Quella Giuditta non può. C'ha il diabete. Io sono sofferente dei denti. Ermanno, guai a te se ti fai impegolare da quella donnaccia. L'ho saputo, sai che te la fai con una Mirabella. Non ti illudere, è troppo bella per te. Ma è mai possibile che voi uomini non vi rendiate conto che le donne sono tutte furbe? Non dovete guardarle solo con gli occhi,
ma anche con la testa, altrimenti finirete male. Ermanno? 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 E rispondi! Chi si risponde? Ma perché non risponde? Dove è andato questo figlio mio? Non voglio rispondere. Io Ermanno lo vedo strano. Ma che c'ha? Che tenga? Che vedevo da te, signor? Non so fatti miei. Brava. Quello si è fissato con quella mirabella. Caro, I miei figli non sono ancora maturi, non c'è niente da fare. Io non gli lascio proprio niente. Meglio che lascio tutto in opere di pene. Uè, che non mi sento tanto bene. Ho fatto uno sforzo. Vado a comprare le medicine, vai, cara. vado, signor, vado. Rosa! Non ti scordare le medicine, mettiti a mezza via! Ma come faccio a scordarmene? Sono scesa apposta, sono scesa. Mamma mia, mi pare in camposanto qua dentro. Eccoci, guarda. Anni ed anni di sacrifici, milioni e milioni in fumo. Una pasticceria che è diventata un ricovero irriconoscibile. Hai visto? Non facciamo nessuna torta, nessuna pasta, nessun dolce. Che desolazione. E i fornitori chiedono, domandano, ma come mai state chiusi? Ci stanno le feste di carnevale, e che posso fare, dico io? Tengo a mammina poco bene. Faccio bene a dire così. Che dici, Romy? Io mi ero deciso a parlare con mammina di noi due. Poi è successo il fatto dei barboni e dobbiamo rimandare. Che posso fare? Scusami tanto. Ma guarda che combinazione. Tu ti farai distruggere da quella donna. Non vedi che fine ha fatto tua sorella? Tua madre è un egoista. Nada voto, ma è mia madre, io non posso dimenticarlo. E io cosa dovrei fare, secondo te? Secondo me dovresti aspettare. Dovrei aspettare. Sì, dovresti avere un poco di pazienza. Dovrei avere un po' di pazienza. Dovresti avere un poco di calma. Dovrei avere un po' di calma. Ma come si dice? Noi dobbiamo prima risolvere il fatto dei barboni? Chiama l'avvocato. Ma che avvocato? Le corna sono sue, a quanto pare. Cose mobili e asportabili. Si va in galera. Allora non hai speranze? Come no? Quel pezzente non te lo levi più di torno? Eh già, ha trovato il pollo. È un mese che il negozio è chiuso. Quanto pensi di resistere? Quanto pensi di tenere ancora nascosta questa situazione a mammina? Ah, ma allora non capisci? Pure io non posso aspettare. Addirittura non puoi aspettare? Quanto tempo pensi che potrà ancora vivere questa povera donna? Ma io non posso aspettare la morte di una persona per stare con l'uomo che amo. Che c'è? Che? No, mi pensavo che... Posso? Bacia. No, non mi trovo qua. Ci sta mammina sopra. Non c'è più tempo. Mamma mia, ma che esagerazione, non c'è più tempo. E che? Ah, neanche fossi incinta. Capite che ho detto? Neanche fossi incinta. Ma come mai non mi rispondi, no? Quindi non sarai mica veramente... E perché no? Aspetta, hai capito? Aspetta, voglio dire... Incinta. Mamma mia, che tragedia, io come faccio? Dio mio, come faccio tutte cose assieme adesso? E come... E non si può risolvere questa situazione, aiutami, come facciamo? Sei un uomo come gli altri. Ah, sì? Anche se tua madre non te l'ha mai lasciato capire. Che posso fare che la mammina... Quando sarebbe successo questa cosa? Rispondimi!
Guardami in dall'occhio, non mettere paura. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, ci siamo... È stato un equivoco, un malinteso. Lo fa pace? Caro, Che? caro, Guarda, come sarebbe quando è successo? Da ricordo. no, io mi ricordo benissimo, ho fatto la voce a trappola, perché volevo vedere se tu ti ricordavi. Ho detto, guarda che Romino, non si... State zitto. Io, ma ricordo benissimo. Tu ti ricordi? No. Io? Io. Sei. Io. Non lo so fare, Romino, è inutile. È successo in clinica. Non ho capito bene, che hai detto? In clinica? In clinica? Cioè, quella notte in clinica? No, per amor di Dio, Romino, no, questa cosa non si deve sapere. Mammina, se sa una cosa del genere, lascio tutta mia sorella. Torice. Come no? Dobbiamo assolutamente tenere nascosta questa faccenda per ora. E come si fa? Perché? A panza. La faccio scomparire. È vero, non si può fare scomparire. Ermanno! 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 Dove sta Ermanno? Là. Ermanno, senti, vedi quello che devi fare? Lo stesso posto. Io non posso più campare con questi 3 vagabondi in mezzo ai piedi. Volevo fare un poco di shopping. Ero prima di entrare nei negozi che mi seguivano. Eccoli qua. Non potevo certo raccontare ai commercianti che lui c'ha gli occhi di mio fratello. No, è tuo fratello che c'ha gli occhi miei. Sì, vabbè, io me lo voglio stare a sottilizzare. C'ho 2 occhi sottilizzati. So soltanto che bisogna prendere un provvedimento. Senti, Giudia, a me questo tono polemico non mi piace affatto. Sappi che io ormai faccio parte della famiglia. Sentiti, capisco che voi volete entrare a far parte della famiglia. Ma che capisci? E che non capisci? Ci mancavano solo le 3 caballeros. Ma qua la situazione si è fatta insostenibile. Ma lo capisci che la gente per strada si fermava a guardare per capire se ero io che puzzavo? E per forza, fra Dore e Gelsomina, la puzza di dopo barba. Ermano, non offendere. Aldo mi ama e me lo voglio sposare. Quindi vedi che devi fare con questi 3 vagabondi, perché io non posso affrontare un matrimonio con il negozio chiuso da un mese e stufieta presa. Basta, non litigate più, posso parlare io? Io un'idea l'ho maturata. E sentiamo di che si tratta. Se me lo consentite, parlerò. Ermanno! Ermanno, c'è un calo di zuccheri. Eppure io, mammina. Pure tu? Sì. E mangiamoci una bella torta. Il torto ti fanno male, passo e chiudo. Sei cattivo. Possiamo Capo, parlare? vabbè, un cappuccino e 2 brioche. Allora, dicevo, l'idea che ho maturato è questa. Ermanno è destinato a portare i miei occhi per qualche tempo. Non per qualche tempo, per sempre. E per sempre. Io ho parlato con un medico, pur volendo non potrei subire un'altra operazione. Ma puoi morire da un momento all'altro e restituirmi quello che mi spetta. Gesù, ma perché dovrei morire? Perché non puoi certo vivere in eterno. Oltretutto fai una vita stressante, sei fragile, l'infarto è dietro l'angolo, Ermanno. Allora io ti sto attaccato, di modo che quando tu lascerai il mondo prematuramente, io starò lì, pronto a riprendermi gli occhi. Una specie di morte in coppa a nuocero uguale. Ma come si dice? Dammi se l'occhio in gol. Queste battute idiote. Allora, fino a che questo non avviene, ci sono delle condizioni da rispettare. Prima condizione. Ermanno e Romina non si devono lasciare. Scusi, ma lei che cosa gliene frega? Ecco come me ne frega. Quello Ermanno c'ha gli occhi miei. Già conduce una vita squallida, triste, scialba, piatta, insulsa. No, scusate, qualche altra cosa, no? Ermanno, sei un uomo pesante, non è certo colpa mia. Chi ve l'ha detto che sono Lo pesante? dicono tutti, esci sulle parole crociate. Uno pesante, Ermanno bella vista. Scusate, ma è il talento comico dello scrittore che prorompe. Scusate. Ma a lei che cosa gliene importa della vita che fa Ermanno? Come che mi importa? Quelli c'ha gli occhi miei, Ermanno. Se fa una vita squallida, me li rovina. Glieli sciupo. È naturale. Tu li devi tenere in allenamento, guardando le cose che piacciono a me. E a me Romina mi piace, lo so. Questa è una presa di posizione, però. Perché voi non ci vedete, come fate a sapere che è una bella donna? Perché a bellezza è una femmina, fate una vista e cecate. Che Squallida, battuta squallida. No, porcani no, non la scriverò. Ce l'avete? Che è successo? Che piasca là! No, la tita che piasca là! No, ma mi piace per dire. Aspetta! È geloso. Casti, cavetto, strega! Serpa schifosa! Uè, basta, proviamo. Te sei un vigliacco, te! Sa te! Per
perché me? A te ti hai sempre voluto bene. Mi hai sempre voluto bene. Ma mi ammazzo. Mi ammazzo. Io mi ammazzo. Sei. È una penna. Ammazza! Stop, buona prima, fammi la seconda. Ma che buona la prima? Quella ha detto che si ammazza. Ma che si ammazza una tutte le donne sono così. Io non posso correre, sono incinta. State zitto. Sono incinta. Pure tu. Ma perché pure tu? E pure io. Pure tu. E pure io! Pure voi. No, io no. Sì, sicuro, Anna Maria. Io invece veramente sono incinta di Aldo. E me lo voglio sposare. Fatta sentire. Vai dentro tu, forza. Muoviti. Fatta sentire a nostra madre, ti faccio vedere se non ti cancella dal testamento. A me non me ne importa niente dei soldi. La rivolta del dopobarba. Ma non è giusto che tua sorella non possa avere una vita felice. Ti mette paura di perdere i soldi, eh? Io? Sposa da mia sorella senza soldi, nuda e cruda. E che ti credi che si mette paura? Aldo, diccelo che mi sposi. Poi, possibilmente la risposta in giornata, Ho fatto sì con la testa. È certo che me la sposo. Però qualunque sia il problema, si può sempre risolvere. Obiezione accolta! Fammi sentire che bella sta puntata. Il problema sei tu. Nostra madre non si fida di te. E per forza, perché non mi conosce. no? Nemmeno io mi fido. Obiezione respinta! Ma io lo amo. Certo ci vuole uno stomaco, Gigi. Pure tu sei innamorato di Romina e nostra madre ti contrasta. Chi te l'ha detto? Quando mai? No, da voto me. Aspetta, non hai capito. Voglio prima cercare di convincere a mammina. E quanto tempo credi ci vorrà per convincere a mammina? Il tempo giusto. E intanto io che faccio mentre tu aspetti le decisioni di mammina? Ma come che fai, Romy? Starai con me. Ah, bene, si arricchisce la prospettiva. È contenta, è contenta. Io, tu, Carmine. Io mi vengo a trovare la domenica. E fammi capire, Carmine, che cosa pretenderesti? Di partecipare. No, un momento, a che cosa? A che cosa? Il mondo è scandalizzato. Dove sei, caro? Fatta chiave, eccoti qua. Erma staremo con Romina a turno. Una volta con gli occhi e una volta col cuore. Tu sarai gli occhi ed io il cuore. Erma, credimi, te faccio fare un figurone. Non te la faccio più, basta! Non ce la faccio più con questi occhi! Ma lascialo perdere. È pazzo. Ma come pazzo, Romy? Io sono l'unica speranza che hai di sposare Ermanno. Grazie a me Ermanno abbandonerà mammina. Anzi, riflettivo. Romy, ma tu il figlio lo vuoi? È certo che lo voglio. Ah sì? E Ermanno? A me che me lo dice che il figlio è mio? Ovvi che pusillanima, ma come, ma non essere meschino, ragiona, una bella donna ti sta facendo credere che il figlio che porta in grembo è il tuo, fai finta di starci. Uè, Tito! Quando arrivo l'autista sono sempre ammazzata. Io non glielo sto facendo credere. È la verità, non mi fa... No, guarda, io per quanto ti stimo, per quanto ti voglio bene, per quanto ti apprezzo, non posso credere che Ermanno veramente è stato Pure capace a di... me pare impossibile. No, possibilissimo. E invece è possibilissimo. È successo la notte di Natale. Ah, un miracolo allora. Ma ha fregato la battuta. Ma già scrivere. Questo te lo ricordi, Ermanno? Io stavo male, avevo le bende agli occhi. Cioè, avevi già i miei occhi quando avete concepito il pargolo. E allora che problema c'è, Ermanno? È nostro figlio. Adesso ho capito tutto, voi state tutti quanti d'accordo per prendervi i miei soldi. I soldi non sono tuoi, sono ancora di nostra madre. Tu non li avrai perché sei incinta, nostra madre ti cancellerà dal testamento. No! Allo! Dopo Barba 2 la vendetta. La parola alla difesa! Sì, fammi seguire. Questa è una bella puntata. Giuditta si può liberare di una gravidanza scomoda. Che hai detto? Eh? Che hai detto? No, dico, il problema è il bambino e siamo sempre in tempo per porre rimedio. Buttare via il frutto del nostro amore per i soldi. Ma si può rifare? Ma che è una sfugliatella? Avete sentito, signori? Non la ama. Pure a te nostra madre ti cancellerà dal testamento. Te l'ha sempre detto che a Romina non la può vedere nemmeno pittata. Figuriamoci adesso che è incinta. Un momento, è questo il problema? Sono disposta a rinunciare al bambino. No, io vi denuncio, signori cari, no?
Romì, il bambino che nascerà potrebbe avere i miei occhi. Bene, la corte si ritira per deliberare. Scusate, dov'è il bagno? In fondo a destra. Grazie. Ermanno, sto male, sto morendo, mi avete abbandonata, chiamate il notaio, io vi cancello dal testamento, non meritate i miei soldi voi, tu e quella sconsiderata di tua sorella, non amate vostra madre voi, sarà vedere. Ma è mai possibile che siete tutti così ciechi? Affrontate vostra madre, vi si allargheranno gli orizzonti. Volevate ammazzare il futuro. Ammazzate lei piuttosto. Ma che? Non starete mica pensando veramente... State finalmente cominciando a vedere. Il piano è questo. Questa è la chitarra? E chi sto mandolino? Ma fatto il bugettino, ma te stai zitto, ma per favore! Io faccio tanto per creare la tensione, per arrivare al climax, all'apice narrativa, arriva lui e mi distrugge tutto! Ma voi si sentite scherzare, dici, ma che non sta scherzando, è un momento di pazzia! Voi state parlando seriamente! Ma voi si sentite rilassare, dici, che non si è rilassato, è un momento di essere rilassato! Questo è così! Ma voi si sentite parlare, dici, che Carmine! E chiedo scusa, mi nervosismo quando la chi se ne... E calmatevi, sei mortificato. E falla senza la chitarra. Dicevo, il piano è questo. Bisogna fare le cose in modo, voi ovviamente se deciderete di farle, solo nell'ipotesi in cui decidiate di farle, in modo in cui la polizia non possa poi scoprire il delitto. Tu sentite chi ha detto questo? E chi avrà detto ma? Chi ha detto? Ha detto delitto. Sì, ma prima di dire delitto ha detto ipotesi. È naturale, è solo un'ipotesi, per carità. Voi poi sarete liberi di agire o non agire. Io vi sto solo illustrando la maniera migliore per liberarvi della vecchia senza essere scoperti che sta. No, non la tagliamo vecchia. E come la sai chiamare? Come la sai chiamare? Pupatella? Come Giamburrasco? Chi c'è secco Giamburrasco? No. Come la pollicina la chiama? Che pollicina? State ma se... Teenager! No, senza canzone, Carmine. La piccola fiammifera, No, Carmine. Che volete? Chiamiamola anziana. Non sono d'accordo. Perché? Non è giusto per gli anziani. E non vi preoccupate. Denunciano voi. Ma chi denuncia? Siete stati voi a dirlo? Sì. Noi sappiamo che l'anziana... No, e vi dovete... No, niente, vi dovete stare fermo con la mano. Madonna, un piccolo gesto ironico, una sottolineatura. E non lo fate. Noi sappiamo che l'anziano... vi dovete stare fermo anche con l'altra mano. Perché stanno male, mamma mia! Tutte e due, fermo. È come siete fiscali. Noi sappiamo che l'anziano... Stare fermo anche con la testa. No. Noi sappiamo che l'anziana... va bene così. Ho mosso la gamba e non me ne si... non c'era visto! È più forte di me, è più forte di me. Andate avanti con l'ipotesi. Noi sappiamo che la è molto malata, gravemente malata. Signori, qua si parla di diabete e pressione altissima a livelli fenomenali. I dolci le sono proibiti. Facciamo un'eccezione. Mandiamola una bella torta. L'ha chiesta proprio poc'anzi la torta, no? Così l'arrivo immediato ed improvviso degli zuccheri, la massa di zuccheri della suddetta torta nelle sue arterie ormai deteriorate dalle malattie farà effetto deflagrante. Cioè la vecchia fa la botte di... Ma che stai manando? Ma niente, è Capodanno! Ma che stai Silenzio! Cazzo, parla, sì o no? Sì. Ci siamo fatti un po' prendere dall'ipotesi. Non lasciatevi trasportare, non siate! Scusate, ma state ancora vagliando? Sì, per il momento sì. Posso vagliare anch'io? Oddio, basta che non vaglia l'autista. A me mi sta. E se la signora Assuntina non mangia la torta? Ah, chi mammina? Che la si mangia la torta di 3 piani? Giudica! E nell'ipotesi che? Se la mangia la torta, allora che problema c'è? Quindi il dubbio non sussiste. No, sussiste, scusate. Perché? Perché non mi sembra un metodo sicuro. Va. E si può sempre salvare. Già, si può non dare un appetito. Giusto.
Giusto, avete ragione, una volta tanto avete ragione. Ma ho pensato anche a questo, la mia mente di scrittore ha pensato anche a questo. E ho la risposta. Certo che ho la risposta. Bravo. Signori, bisogna aggiungere alla torta, ovviamente nell'impasto. Sì. Lo so, è una parola forte, amici miei. Impasto. E che sarà mai sta parola? Ma ti pare mai possibile che impasto è la parola forte? No. Ma dove sta la forza della parola impasto? No. Se tu mi dai il tempo di dirla, la parola forte, allora la sentirai la parola forte. Ma se uno in questa pasticceria è privo di respirare, è privo di pigliarsi una pausa, che arrivi tu alto con le tue scempiaggini a riempire ogni buco, allora mettiamo il divieto di pausa. Ma quando è che fa una pausa che parla sempre questo? Posso parlare? Sì. Sì. Chiedo scusa. Bisogna aggiungere nell'impasto, dicevo, il veleno. Aspetta. E questa è la parola forte? Se ti pare debole, dillo, Forte è forte. Ah, sì, Obalena. 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 E pur volendo, addoppiamo Bologna. Addoppiamo. Pur volendo. Vi pare il momento di mettervi a cantare? Scusa, ma che state? Non stiamo cantando? No? No, credo che ci stiamo ponendo una domanda. Di pur volendo. Questo l'ho capito. Da dove lo pigliamo? Questo l'ho capito. Obalano. Questo non ho capito. Che cos'è più o meno sto balano? Non ne ho idea. Il veleno. Il veleno. Nella lingua dell'autista si dice balano. Balano si dice. Ho una risposta anche per questo. Dice, ma tu Carmine, dove le hai trovate tutte queste risposte? No, vabbè. Signori, dal primo istante che ho sentito quella voce nel grammofono, è stata come una curtellata. Quella non è una voce qualsiasi. Quella è peggio della cervicale nei mesi autunnali, quando ti senti uno spillonare da nuca che da pugni e ti arriva l'elettricità fino alla punta delle dita. Vabbè. Quello è peggio lo gessetto in coppa alla lavagna quando il maestro sbagliava a scrivere e scarlava. Che si sentiva sottenendo, sa che corna. Quello è peggio del vostro vicino di casa. Quando la domenica mattina voi volete fare un'ora di sonno in più perché non dovete andare al lavoro e lui ha deciso che no, quello è l'ora del bricolage. Sotto fuori un giardino cosiddetto martelletto tra parenti. Sempre un Vabbè, Carmine! Non so se ho reso l'idea. Perfettamente. Dove pigliamo il veleno? Voi siete pasticceri. Che cosa mettete nei dolci? Negli impasti per fare i dolci? Oltre ai soliti ingredienti, che sa c'ho poche burro, che sa c'ho l'uova, che sa c'ho poche cugnac, che sa c'ho la farina, che sa c'ho olive di birra, che sa c'ho la noce burro, che sa c'ho che altro mettete. Che saccio, mi sapo tutto quanto però. C'è una sostanza che se messa in dosi eccessive potrebbe portare alla morte. L'ammoniaca. L'ha detto. Perché si è sentito? Chiaramente. L'ho detto forte? Sì, benissimo. L'ammoniaca e hai centrato il problema. Signori, prima domanda. Normalmente, negli impasti, quanta ammoniaca si mette? 30 grammi per ogni 20 kg di impasto. Benissimo, prima risposta. 30 grammi, 20 kg. La torta che mandiamo a mammina, quanto peserà? 2 kg, 2 kg e mezzo. Facciamo 2 kg. 2. Allora, se in 20 kg ce ne vanno 30 grammi di ammoniaca, in 2 kg quanti ce ne vanno? Difficile. Ma che sta, ma è così semplice. 3 grammi! 3 grammi in 2 kg, giusto? Sì. Noi ne mettiamo 3 etti e ce lo vamo uno. No, Ha ragione. A questo punto facciamo mezzo chilo. no, voi siete pazzi. Costa cara l'ammonica, ha ragione. E offro io, non ti preoccupare. Allora abbondiamo, ci sto io. Quindi in questo modo noi signori avremo creato la torta più potente ed efficace per il nostro scopo. Eliminare Anziana senza essere scoperti. Aspettate un momento. Non si era accorto? Aspettate. No? Dove? Ma poi dopo non ci potremmo pensare più a sta cosa. In che senso? Stiamo facendo buono. Ci stiamo vagliando, ermano. No, aspettate un momento, datemi un bacetto. Dove sta? Sì. Vieni a Carmine. Fatela un bacetto, ermano. No. Io, ermano, fatta un bacetto, dove sta? No. Voi no. No. Mo' voi. Vieni a capo. Mamma mia. Quando voglio bene. Ma non è che
Ma perché tremi, Ermanno? Io non la volessi far soffrire a mammina. Ma che sensibilità! Che commozione! Io quando sento queste cose mi si spacca il cuore. L'amore di un figlio è veramente... Ho pensato anche a questo. Mammina non deve soffrire. Bene. Come si fa per non far soffrire Come a si fa? mammina? Lo so io, lo so. Dici, Bravo. ma tu come le sai tutte queste No, cose? no, Prima per che carità, non cominciamo un'altra volta. Vabbè. Signori, perché mammina non soffra, occorre un potente licinogeno. Che occorre? L'avete capito? No. È complotto, è voce da complotto. Un potente licinogeno. Scusate, ma aprite la bocca. Allora un complotto un allucinogeno, una droga. Così mammina sotto l'effetto della droga non avvertirà la vigilia della morte e se ne andrà in cielo trotterellando, tirata da bighe. Tenuta, Ma che state facendo? Basta! Abbiamo capito, se ne va. Non se ne accorge, avete capito? Non se ne accorge. Oh, la vostra domanda è: dove la pigliamo la droga? Ma si fa pure domanda. Rispondo io. Eccola qua. Signori, pronti e 1 e 2. 2 e 3. E voilà! Ma che è stato? Che è successo? Che è stato? Che avete visto? Quella cosa. Questa? Questa che tengo in mano? Io vi struppiassi mazzate. Ma che non vedi che cosa c'ho in mano? Erma, che cosa c'ho in mano? Un pacchetto. Bravo. Romy, di che cos'è questo pacchetto? Di cielo fanno. E quindi? Giudì, il colore qua dentro che colore è? Bianco. Bravo, Aldo, quindi chi ci sta in questo pacchetto? E perché a me la domanda più difficile, scusate? No, sentite, mamma, io mi metto d'accordo con mammina e faccio fuori a voi, ma a me non mi conviene, non mi conviene, a un certo punto è fatica spiegare, scusate. Questa, signori, e faccio fatto un bello regalo, signori, questa è concaina. E che è sta roba? Sentite, ma proprio da scuola, ma andate a scuola, la concaina, la droga dei ricchi, quella che smettica 100.000 lire al rucola, la voglio... Ma che concaina, si chiama cocaina. Sì, non lo dire, faccio tante per... Cocaina fresca. Sì, allora come vuoi fare, avanti. No, è per dire. Vendiamola. Questa è concaina, ce l'aveva addosso memoria, a dove l'hai pigliata? Questa è concaina. Bravo. Siciliana, viene dalla Conca d'Oro. Sì, ma braci. Signori, a proposito, che mo parlando, ma la torta la teniamo, perché stiamo parlando, magari non abbiamo la torta, bisogna andare dal pasticcere a fianco, scusate, venire la torta, che dovete fare? Ammacciare la mammina. No, è brutto. Ci sta la torta caprese della signora Piromallo. Il caprese? A Pinomallo? No, la torta. La torta? E a Pinomallo di dove? Dici, ma a me come la porti? Non lo so, così per parlare. È giusto per perdere La un caprese. Signori, sulla caprese ci va lo zucchero a velo. A morire. Guarda, è bellissima! Allora, questa somiglia allo zucchero a velo, noi ce lo mettiamo sopra e il bambino non se ne accorge. Grande idea. Allora, bisogna assaggiare com'è la concaina. Certo. Perché magari, che ne so, la memoria ce l'ha addosso da un sacco di tempo, chi l'assaggia? Erma, assaggiano poco sta droga. No, mi fa male, tengo diabete. E poi quella è droga, mica è zucchero. Sempre roba bianche. No, bisogna sentire se è efficace, chi l'assaggia? Giudia, assaggia tu, dai. Ma come? Mi sono incinta a assaggiare la droga? Ma non sei incinta di Aldo? E allora che problema c'è? Quello ha messo incinta sotto l'effetto di quel dopo barba si mette la concaina. Finito col dopo barba. Faceva un sacco la povera creatura che nascerà direttamente con i sandali ai piedi, così. Vabbè. Allora, chi assaggia? Romina no, perché c'è sta l'autista che si nervosisce. E chi assaggia? Ci manca solo la concaina. Diventa per l'autista. Ah, chi l'assaggia? Aldo. Bravo. Se non ci fossi Ma io parli in qua terza dentro. persona. Terza persona qua. Un momento, fammi maestà. Mettiti qua. Perché? Sotto la luce, qua. Che ci sta? Tu metti dalla sua sinistra. Tu qua. Alla destra io un poco più indietro. Abbiamo fatto un presente, che dobbiamo fare qua? Guarda le posizioni. Le posizioni. Poi regista. Allora. Mi sono con l'autore. Fai presto. No, presto no, non mi mettere Che ansia. poi la fan presto. No. Con calma. No, forse non vi ansiate, disansiatevi. Distanziamoci, senti? No, disansiatevi. Disanziati. Cioè, non ansiatevi. Senza ansia, senza ansia, senza ansia. Ma che serve? Una tagliata! Mannaggia! Ha rovinato tutto. Ma perché non bisognava tagliarla? È già tagliata. Mo' diventa acqua fresca, scusa. No, ma che cosa? Ho tagliato la busta. La busta. Era chiusa? Era chiusa, è mio cognato che non capisce più busta niente. da tagliare. Che faccio? La provavo chiusa? Ma mette tutta la busta in naso, secondo te? Io capisco che altri c'è un naso deforme, ma santo c'è una busta. Ma chi c'è il naso deforme? Non c'è il naso a cassonetto, non ci mette la busta, tutto Ah, intero. cassonetto. Vabbè, lasciamo Quello stare. dopo barba. La busta ce la ravoglia e ci usa tutta la roba.
Scusa, mi sono coppo col pastrello. Pure. No, ma mette capo, va bene? Di quale dito? Sul mignolo. Per carità, un guaiata la cocaina. Perché si rovina? Tu sei il tipo che c'ha il mignolo con l'unghia lunga, che chissà che dove si gratta. Ma quando mai? Non ce l'ho l'unghia lunga. No, come vero. mai? Sei spezzato. Vai. Shh, per favore, non mi mettete fretta, che io già non ne capisco di questa roba. Defrettatevi. Non affrettatevi. Chi sa lo ha studiato l'italiano, chi sa? Affrettare, defrettate, no? Un deflettore, chi non ha? Sì, sì. Inala. No, inala. No, inala si dice. No, ma che inala. te importa? Inala, concainala. No, è tutto un inala, verbo. concainala. Io No. concainala. Si muove, io concainala. No, tu sei. Io concainala. Io concainala. Ma sei Scusate, ma in genere quando uno si droga è così complicato. E c'è quella la droga dei ricchi. Ah, perciò la polizia piglia sempre che roba a mare, capito? Ma come provare? Inala tu? No, ancora no. O participi è difficile. Sì. Inala tu. Inala tu. Un gerondi com'è? Inalando. Com'è, Aldo? È insipido? Sono pizzichi di sale, hai ragione. Ma per favore, fai parlare a chi ne capisce, Aldo. Eh. Allora, i sintomi. Niente, secondo me è sfiatata. Ma che sfiatato, quello la concaina per fare effetto deve arrivare al cervello. Ah, dite che ci vuole tempo. Ci vorrebbe il cervello, Ci quello è il vuole problema. Quando se la finisce contro me. Fa una cosa, sbatti la testa di qua e di là. Fa più effetto. Senza orario, antiorario, muovila molto. Può darsi che la concaina, volando nel cranio vuoto, trova attaccata alle pareti del cranio qualche pezzetto di cervelluzzo è rimasto e fa un certo effetto. Non dica solo, ma quel tempo che Senti, passa. senza fare lo spiritoso, non è buona sta roba. Non è buono, No. non sono arrivato. Prendi al cuore del pacchetto. Ne prendo Perché da- può darsi che ha fatto effetto memoria il paziente, capito? Ah, pila. No, signore, effettivi il sudore di memoria. Ha riattaccato le pareti, vai al cuore del pacchetto. Chiaro. Prendine parecchia. Vado. Prendila parecchia. Parecchia. Molta. Pigliala parecchia. Ma quanto ne piglia? Si sa da provare abbondante. Mi sa la maschera anticassa, hai visto? Vai. Ma che ti devi buttare sott'acqua che fai la respirazione? Un po' di iperventilazione aiuta. Ma sei addormentato? Che succede? Rompa. Non è buono. Questo è scaduto, E allora, niente, mammina da soffrire. No. Ammoniaca, caprese, pilomallo, fate portare immediatamente, chiamare Rosa. No, chiamare Rosa no. Rosa. Rosa no. Perché Rosa? Ci manda in galera. Ma che fu poliziotto, Rosa? È Che strano. boh, ma non se ne accorge, siate naturali. Quando arriva, fate finta di... Che passati? Che succede? Che re? Lascia! Che succede? Esce! Purissimo! Buonissima, tostissima. Ma che c'è? Che è successo? Ma avete chiamato? Lascia! Fatti portare la torta. Cosa ha fatto? Fate portare la porta! Fate portare la corta! La torta caprese. La porta caprese! Che dice? La torta capretta! La capretta la piromalla! Io non capisco, signore. Piromalla quando è bella! Spiravanda sempre! Rosa, porta la torta caprese della signora Pinomalli a Puccetta e l'ammoniaca. Ma quella già c'è sta l'ammoniaca dentro alla torta. Ce ne voglio assai, se no sono di scena. Fammi, Oh, sto incinta pure io, sa? Alla faccia vostra. Meno male che questa è scena. Tu, torta, tu, torta caprese. vai, va. Sei viva, sei? E mo d'accire e mazzata. Ermanno, ma che cos'è? Una congiura? Se ne è accorto. Ho telefonato al notaio, sai? Verrà domani. Vergogna. Figli snaturati. Ecco qua. Vi pentirete di tutto quello che mi fate passare. Non smetterò di pregare il Signore che vi mandi una bella malattia che vi costringa a stare infermi nel letto come ci sto io. Rosa, porta la torta a mammina. Aspettate questa torta. Chiamata monutaia. Ora ho deciso, toglierò i vostri nomi dal testamento per sempre. Ci dà impresso questa torta. Presto, è pronta sta torta. Ecco qua. Signori,
È il momento di decidere se passare o meno dalle ipotesi ai fatti. Ermanno, l'ultima parola spetta a te. Allora... Metti via Laura! Allora? Mo sarà le 5 e messa! Come che c'è ancora? Tarun! Rispetta la fila T, mettiti in sci! Rosa, porto questa torta a mammina, che la dobbiamo festeggiare. Ma la signora non li va a mangiare i dolci. State zitto, ciociara! Sopra! Rosa, fai una cosa. Faccio sentire pure la romanza preferita a mammuccia mia. La castativa? La cassatina? Sì. La castativa. Se n'è andata la cafona? Sì. Bene. Aprite il contatto fonico. Bisogna sentire che accade sopra. Brava! Ah, com'è bella sta musica! La signora mi ha portato pure il dolce. Grazie tesoro, tu sei bellella. Tu sei l'unica che mi vuole bene. È vero? I figli invece, loro pensano solo ai miei soldi, ma non avranno proprio il resto di niente, perché adesso ho chiamato il notaio, poi arriva e li cancello dal testamento. Così si parla. Tagliami una fella. Ecco qua, signor. Grazie. È bello, eh? È buono. L'unica cosa che tutto sto zucchero a velo mi è andata nel naso. Però mi sento proprio... non posso dire, ma mi sento proprio bene. È proprio saporito. Non ce ne fa una cosa. Pigliami qualcosa da bere, va? Sto bene, mi sento proprio bene. Sai che ci vorrebbe adesso? Mio marito. Pochi ne fa le reci, ce lo voglio perdere, guarda. Pover'uomo, mi morì tra le braccia. In questo letto, gli uomini non hanno forza, vanno sulle chiacchiere, e poi se ne vanno nei momenti migliori. Allora. Stanno rientrando. Carmine si porta sempre dietro quei due. A ballerini o smemorate. Sempre. Non si sono mossi da vicino al suo letto per tutto il tempo della convalescenza. Voglio proprio vedere se adesso che ci vede Carmine se li porta appresso. Ermano stamattina era un'altra persona. Il pensiero di liberarsi di quell'uomo gli ha ridato le forze. Scusate, ma l'occhio della signora Assunda, ma non erano un po' troppo vecchi per trapianto? Dice che aveva gli occhi di una ragazzina. Carmine potrà vedere per altri 100 anni con gli occhi di mia madre. Così se ne andrà e ci lascerà in pace. Due piccioni con una fava. Ma non vi dispiace a voi un pochetto per quello che è successo? A me mi fa una strana impressione a non sentire più la voce della signora. Che è colpa nostra. Quello si è strafugata una torta intera. Teneva la pressione alta, il diabete. E poi se non sbaglio la torta ce l'hai portata tu. Anzi, dobbiamo parlare un poco, Piccerino. E de che? Del futuro. Eh già, sai Rosa, adesso che la signora Bellavista non ci sta più, anch'io sono entrata in società. E non abbiamo più bisogno di tanto personale. E beh, e volete mandare via proprio a me? E io sto pure incinta. Appunto. Allora vi dico di chi è sta creatura, eh? Di Aldo. È vero? Ma perché già ve l'ha detto? Ah, guardate come fa bene la finta ingenua. Me l'aveva detto il povero Aldo. Stiamo attenti a Rosa. È figlia in un carcerata, senza mamma. Vedrai che cercherà di metterci nei guai.
Capace che si inventa che il figlio è mio. Me invento. Il figlio è suo. Ha sempre detto che vedeva solamente a me come a femmina e con te ci stava solamente per i soldi. Uè, cafunge! State zitti. Dici quanto devi avere e lasciaci in pace. Stanno arrivando. Ermano sta parcheggiando la macchina. Carmine con gli occhi di mammina sta molto meglio di prima. Cioè, non parla più. Cioè, secondo me ha riacquistato la vista, ha perso la parola. Capito? Cioè, prima era ciecato, ma mo è muto. È successo qualcosa, no? Avevi ragione tu sul conto di questa zoccolella. Chissà dove è andata a sfogare i calori. E adesso ci vuole mettere nei pasticci. E beh, e tu non dici niente? E che deve dire? Tu te ne devi andare. Io e Aldo vogliamo essere felici. Allora, che è sto mortorio? Forza, stanno arrivando, preparatevi. Salve! Ma dove va? Ma che fate? Signor Carmine, Ermanno, Giuditta. Ma chi è, mammina? So io, sono mammina. Che c'è? Credevate di esservi liberati di me, è vero? Ciechi. Siete poveri ciechi.